In provincia di Venezia il report del 6 novembre segna 141 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il dato più alto dopo Vicenza. Crescono seppur di poco anche i ricoveri, ma preoccupa soprattutto la proiezione elaborata dalla Regione. Di questo passo il tasso di occupazione ospedaliera arriverebbe al 10% nel giro di 10 giorni. A Venezia gli assembramenti per Calli e Campielli dovuti all'assalto del turismo nel fine settimana preoccupano il direttore generale dell'Ustre Serenissima Edgardo Contato, secondo il quale la città non può sommare ai problemi di sovraffollamento anche quello di un'emergenza sanitaria. Intanto l'Europa si prepara alla quarta ondata con nuovi provvedimenti restrittivi. In Germania il presidente della Turingia ha minacciato di non curare più i non vaccinati negli ospedali se le strutture fossero sotto pressione. L'Austria ha deciso per quello che è stato già ribattezzato il lockdown dei Novax. Chi è senza il certificato vaccinale non entrerà in alberghi, ristoranti e ne potrà assistere a spettacoli culturali e manifestazioni sportive, decisioni che alla maggioranza dei veneziani non sembrano dispiacere. C'è la possibilità che per la salvaguardia della sanità pubblica che possa essere fatto. Io sarei anche d'accordo, tra l'altro, perché come posso essere infetto io, infetto voi due, non sta bene. Potrebbe essere giusto, ma sicuramente anche sbagliato, perché se vado a fare tutti i ragionamenti che fanno tutti quanti inerenti al Covid, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché c'è gente che dopo 2 vaccini si prende ancora il Covid. Sì, ma lo prendi in forma più leggera, invece di stare a casa 20 giorni, sta a casa 10. Ho capito. Favorevole, assolutamente. Non sarebbe una discriminazione? Lei? No, non lo credo. È una discriminazione più che altro per chi si è vaccinato, non farlo. Ecco, credo questo. Lei? Siamo d'accordo, siamo in sintonia. Devo dire una cosa che è sicuramente anticostituzionale, io la renderei obbligatoria la vaccinazione. Purtroppo, vista la giurisprudenza attuale, eccetera, non è possibile farlo. Non so se sia una soluzione, c'è già di fatto, perché se non hai il Green Pass non entri da nessuna parte sostanzialmente, per cui dopo cosa fai? Li prendi uno per uno, li chiudi? No, diventiamo ridicoli. Il problema è sì che si vaccinassero, quello è il problema.